Mi dispiace che sia andata via la Presidente Serracchiani, perché dopo il momento di ilarità che ha avuto durante l'intervento del mio collega Ussai ci tenevo a farla sorridere anch'io, con quella che è ormai la terza puntata in aula di questa nuova rubrica speciale di Chi l'ha visto, relativa al caso fumoso dell'esito di quella che doveva essere una rapidissima e scrupolosa indagine interna per fare chiarezza sulla grave ipotesi di conflitto di interesse che adombra il procedimento amministrativo di rilascio dell'AIA della Ferriera di Servola. Ricordo che questo caso da più di 2 mesi sta tenendo sulle spine tanti cittadini preoccupati e sta mantenendo nello sconcerto più profondo la stessa Presidente Serracchiani. La scorsa puntata ci siamo lasciati apprendendo dalla Giunta che nessuna segnalazione era mai pervenuta al responsabile dell'anticorruzione da parte del direttore Agapito. Dunque, sempre più preoccupati, ci chiediamo se ad oggi siano arrivate le dovute informazioni da parte del dirigente e soprattutto quanto tempo ci voglia per stabilire se siamo davvero in presenza di un così grave conflitto di interessi, anche perché la questione dal punto di vista amministrativo non ammette interpretazioni di sorta: o è bianco e quindi non esisteva alcun conflitto di interessi e va spiegato però dettagliatamente perché ai cittadini, o è nero e quindi vanno presi seri provvedimenti senza lasciare ombre anche sull'atto autorizzativo. Le 50 sfumature di grigio le lasciamo alla Ferriera. Concludendo seriamente, vogliamo quindi sapere se questo giallo diventerà un appuntamento fisso fino alla fine della legislatura o all'imminente pensionamento del dirigente, oppure se avremo il piacere di veder fatta chiarezza in tempi rapidissimi. Grazie. Grazie a lei. La parola all'assessore Vito. Allora, pregiatissima consigliere, come già evidenziato nella risposta all'IRI 559 in seguito alla nota pervenuta il 23 febbraio scorso alla Direzione Centrale Ambiente ed Energia e alla Direzione Generale, in cui si comunicava che era pervenuta una segnalazione intitolata Ferriera di Trieste rimuovere subito qualsiasi potenziale conflitto di interessi, il giorno 27 febbraio, quindi dal 23 febbraio al giorno 27 febbraio, il direttore centrale della Direzione Ambiente ed Energia ha chiesto con una nota al direttore del Servizio Tutela dell'Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico di fornire ogni elemento utile al fine del corretto inquadramento della vicenda. Nelle more di un tanto, per evidenti ragioni di opportunità, per assicurare la miglior tutela dell'interesse pubblico, con provvedimento 825 del 27 di febbraio, il direttore centrale, in applicazione dei principi che regolano l'istituto, ha esercitato il potere di evocazione in ordine alla trattazione della pratica relativa all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società siderurgica triestina. Si evidenzia che all'esito dei controlli e delle verifiche effettuate dall'amministrazione regionale per il tramite degli uffici del personale non sono emersi margini di responsabilità disciplinare in capo al dirigente del ruolo unico ingegner Luciano Agapito. Peraltro, per ragioni di opportunità, la trattazione degli atti di competenza dell'amministrazione in materia permane in capo al direttore centrale. La parola al consigliere Frattolino. Allora, se ho capito bene la risposta dell'assessore, ma valuterò parola per parola perché le parole hanno un peso, mi si dice che non è emerso nessun elemento che possa far intravedere un possibile conflitto di interessi, pur rimanendo in capo al direttore generale la trattazione comunque di tutta la pratica che riguarda la Ferriera di Servola. E niente, non mi rimane che fare richiesta di tutti gli elementi che sono stati valutati in merito a questa procedura e valutare appunto se effettivamente sia così oppure se siamo di fronte a una minimizzazione della questione. Grazie.